libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Va ora in onda la rassegna stampa. Fa bene perdere, assolutamente sì, quindi cominciamo la giornata pensando con ottimismo, nonostante tutto. Gentili ascoltatori, cari ascoltatrici, buongiorno, buon risveglio da Sammy Varin, 7:29, sì, puntuali come al solito, accendimi, c'è il regista Francesco proprio col telecomando che sta accendendo Sammy Varin, no, veramente accende il gigantesco televisore che abbiamo alle spalle, veniteci a trovare negli studi di Radio Libertà, via Bellerio 41 Milano, siamo forse l'unica radio dove si può ancora entrare, cioè tu arrivi, chiaro che non devi arrivare con nulla in mano, ci vieni a trovare e vieni con un bel salame di 1,5 metri, anche 1 metro, anche mezzo metro, e se riduciamo ormai, insomma, oppure come ha fatto una gentile signora l'altro giorno, dobbiamo ringraziarla, ci ha portato un televisore, davvero, l'ho citato prima, non è questo, è quello che c'è all'entrata, non ce l'ha portato fisicamente, ma un sostegno economico ce l'ha portato per acquistare un televisore. E devo ringraziare questa dolcissima signora di Milano che ci è venuta a salutare nei nostri studi e ha scelto di aiutare Radio Libertà. Lo si può fare anche da casa sul sito radiolibertà.net cliccando sostienici e poi abbonati, o attraverso il conto corrente postale 37671294. Grazie anche a chi semplicemente ci dona 5 euro per dire: "Uè Sammy, ci sono anche io", è minimo, e siamo in tantissimi, e siamo una famiglia stupenda, una famiglia che purtroppo ogni tanto deve registrare anche delle perdite, tanta gente che ci lascia, se ne va. E io quest'oggi però voglio aprire le trasmissioni con una notizia tristissima, perché ad andarsene è stata Giorgia. Giorgia aveva soltanto 9 anni, una tragedia pazzesca a cui ho fatto fatica a crederci. Giorgia era la figlia di papà Agostino. Agostino lavora in segreteria regionale della Lega a Catanzaro, e a lui e alla intera famiglia vogliamo stringerci soffrendo per questa pazzesca perdita che ci rende tristi in apertura di giornata, e la tristezza proseguirà certamente per l'intera settimana. Ciao Giorgia, e con il buongiorno certamente da parte di Sammy Varin si apre la rassegna stampa. Si aprono altre sofferenze politiche, certamente sciocchezze in confronto alla perdita di una giovanissima vita, ma in questo caso cose anche che fanno un po' arrabbiare. E prima un sollievo, fammi vedere il sollievo, guardalo qua sul sito radiolibertà.net, e c'è l'intervista che ho fatto ieri a Borghi. Ti ricordi, Francesco? C'eri anche tu? Sì, abbiamo intervistato Claudio Borghi Aquilini, e alla fine dell'intervista sono riuscito a strappargli una battuta sul grande Rizzo, quello di sinistra, comunista, populista, quella roba lì, insomma. E la frase che campeggia sul sito radiolibertà.net e che è diventata anche un'agenzia: Borghi, Rizzo, vieni con noi, convinco io Salvini. Chiaro che è una boutade, però mica poi tanto, visto che Marco Rizzo sempre più dice cose che assomigliano alle nostre. Poi chiaro, ce le dice e poi appena noi sorridiamo ci dà una batosta dicendo: ecco però loro è vero. Però Rizzo l'ho invitato più volte qui in rassegna stampa. Se avete agganci più importanti dei miei, contattatelo, scrivetelo sui social. Rizzo, perché non vai da Sammy Varin a Radio Libertà a fare una puntata di rassegna stampa, o anche tutte se vuoi,
vuole, Ci state? Dai, cerchiamo di fare un lavoro di squadra, perché e se no non lo portiamo più a casa sto rizzo. Anche qui in via Bellerio, ripeto, se vuol venire ok, bene, no, almeno abbiamo cominciato anche con una nota un po' più leggera, anche perché le prime pagine dei quotidiani oggi non sono proprio la fine del mondo, vi dico la verità. Partiamo dall'agenzia ANSA. Che ansia, che ci clicchi sopra e viene subito la pubblicità della Ducati, e vabbè, compriamo tutti una Ducati, ha vinto ovunque. Zelensky, se gli USA tagliano gli aiuti, l'Ucraina perderà. Oh, e guarda che bella notizia che ci dà quest'oggi in apertura l'ansia dell'ANSA. Cioè, non gli bastano i missili a lunga gittata con cui sta mettendo in pericolo l'intero mondo. A proposito, non ho ricordato il numero di telefono, perché questa è un'agenzia importante, l'ANSA, ma è ancora più importante la vostra agenzia. Voi ascoltatori potete già scrivermi a quest'ora del mattino, c'è Sammy Varin, alle 7.35 al 340 67 09 659. Perché? Perché ogni notizia che do ho bisogno anche di un vostro supporto. Sto dicendo cavolate? Ditemelo facendo un messaggio WhatsApp al 340 67 09 659. Anche voi che siete in auto in questo momento, giustamente con la radio DAB, o avete collegato il telefonino all'autoradio, o semplicemente avete gli auricolari collegati al telefonino e avete scaricato l'applicazione di Radio Libertà. Fatemi sapere quello che pensate su ciò che vi dico, importantissimo. Io poi vi leggo i WhatsApp subito dopo le 8, comincio già a leggerli. Molliamo l'agenzia ANSA, e comunque sono così tutti i siti. Il sito del Corriere: nucleare, Putin alza il livello, così lo zar prova a far leva sull'ansia occidentale. Ma guarda un po' che copioni copiano Sammy Varin. Cosa farà ora Biden? La spinta negli ultimi 2 mesi, sì. La spinta ci spinge in guerra mondiale, non facciamo gli spiritosi, Sammy Varin. Mentre Repubblica apre col faccione della Meloni molto preoccupata, ma si preoccupano solo quelli di Repubblica, perché poi senti all'interno, non dici noi andiamo avanti, abbiamo perso, ma ci mancherebbe. Va bene perdere, ha detto la Meloni, però guarda un po', d'altronde siamo su Repubblica. Il governo crepe nel centrodestra dopo il flop nelle urne. La Meloni: dobbiamo capire cosa non funziona. Eccola qua, con il retroscena, la Lega in crisi, processo a Salvini, ora rischia di perdere anche il Veneto. Cioè, capite? Ma questi di Repubblica, ma che cosa si fumano? Ma siete completamente storditi. Già la mattina presto rischia cioè, il Veneto è l'unico posto al mondo dove il PD non entra, ragazzi miei. È chiaro, adesso sono ancora gasati, è l'Umbria, è l'Emilia Romagna, e si sono messi a cantare Avanti Popolo alla riscossa. Ah no, hanno cantato Bella Ciao. Vabbè, cioè, capite? Lasciamo stare. Comunque adesso ci arriviamo, certo, a Repubblica. No, non la tengo mica, non la nascondo, non la nascondo. Io compro Repubblica, la faccio vedere. Guardate, ho comprato Repubblica. Vi ricordate quando c'era la Padania, che andavamo in edicola, acquistavamo la Padania e poi giustamente andavamo in giro per la città, ne lasciavamo una copia nei posti più frequentati, no? Ci si fermava al bar a bere un caffè e si lasciava la copia della Padania sul tavolo. Ah, che tempi stupendi, ragazzi. Fammi mandare un bacio a tutti i militanti della Lega, del nord, del centro e del sud. Chiaro, uno rimane un po' deluso, poi dopo c'è la rimonta, poi ancora la delusione, ma la politica è così, è una ruota che gira, è una giostra che premia un po' l'uno, un po' l'altro. A noi ci ha premiato un po' di anni fa tantissimo, adesso è il momento della Meloni sicuramente, ma facendo squadra è chiaro che le buone idee della Lega vanno avanti. Bisogna fare squadra, bisogna saper perdere, cantava qualcun altro.
Oddio, mi fanno partire sempre con Avvenire. Vabbè, oddio, esclamazione azzeccata. Avvenire, quotidiano della Santa Sede di ispirazione cattolica, scrive in prima pagina: Putin riarma le bombe. Che ci vuole poco a capire, insomma, che siamo nella M. E a proposito, no, davvero, mi scrive gente preoccupata su questo fronte, bomba atomica, eccetera. È soltanto qualche maniaco fifone o davvero c'è una preoccupazione per queste cose? Qui non è questione di essere bideniano o trumpiano, ma siamo veramente preoccupati che quello semplicemente, se viene bombardato, risponde con la bomba atomica. Capito, mi hai? 340 6709 659. Mi fate sapere su questo fronte a che punto è la preoccupazione, o siete tutti come Repubblica che pensate soltanto alla resa dei conti all'interno del centrodestra. Putin riarma le bombe, il titolo di Avvenire, ma qua mi fermo perché basta e avanza. Il Corriere ci mancava tantissimo e titola allo stesso modo: atomiche, Putin alza il livello. Lo zar, risposta nucleare ad attacchi convenzionali. La Casa Bianca, irresponsabile. La Premier, noi con l'Ucraina. E anche questa frase va benissimo, assolutamente. Ho detto qualcosa. Da Kiev, missili USA sulla Russia. Libano, 8 razzi di Hezbollah contro la base italiana. E adesso pure Hezbollah si mette. E va bene quando erano gli israeliani, adesso ci sparacchiano pure gli Hezbollah e noi che siamo lì a dire: ma noi siamo qui per fare la pace. Vabbè, migranti e altro, le paure e la buona politica, l'editoriale di Maurizio Ferrera, cavalcata dai partiti della destra patriota e dal trumpismo negli USA, l'immigrazione resta uno dei temi politici più caldi in tutti i paesi. Nei sondaggi gli elettori hanno atteggiamenti ambivalenti. Se li si interroga sull'argomento, molti si dichiarano impauriti e percepiscono gli stranieri come una minaccia per l'ordine pubblico, i posti di lavoro, il welfare. Le cose cambiano, specifica Ferrera, se si chiede di indicare le principali preoccupazioni. Ai primi posti, è logico, caro Ferrera, emergono le questioni economiche, reddito e potere d'acquisto, e sociale, sanità e pensioni. Bene, il Corriere ha scoperto l'acqua calda, è così bello lavarsi invece con l'acqua bella fresca gelata che ti sveglia. C'è Walter Veltroni sul Corriere a parlare di astensionismo, se declina la voglia di votare, che già dal titolo uno dice: cazzo ha detto? Se declina la voglia di votare, leggetevelo tutto voi. L'editoriale di Veltroni, si scherza naturalmente, ci mancherebbe, il Corriere oggi è strapieno, farcito, è come un paninazzo del McDonald's che spruzza da tutte le parti. Adesso vi faccio qualche esempio. Vuoi perderti l'intervista alla Schlein? Uniti e umili, la ricetta del PD, no alla manovra, hai capito? Uniti e umili, si dice no alla manovra. Per vincere bisogna restare uniti e umili. Uniti e umili, la segretaria del PD Elly Schlein indica la strada: uniti e umidi. Oggi è un po' umidi, sì, a Milano, però umili. Il richiamo di Mattarella. Non l'ha detto quasi nessuno, perché effettivamente stanno facendo così casino a destra e a sinistra che non l'ha sentito nessuno. Però cosa ha detto Mattarella? Stop ai conflitti istituzionali. Centrodestra teso dopo il voto, Meloni difende Valditara e Del Mastro. I conflitti istituzionali diffondono nel paese un clima di sfiducia. Questo è il monito del presidente Mattarella. Il dopovoto, tensioni nel centrodestra, caso Valditara, la premier Meloni difende il ministro e Del Mastro.
All'interno del Corriere, Umbria, il racconto Bandecchi, muscoli e insulti, ma anche Prodi e Monti, sì affitto, Unione Europea all'appello, è qualificato, basta scontri. Intanto sulla prima pagina del Corriere campeggia una bellissima pubblicità dell'ultimo libro appena uscito di Luca Zaia, Autonomia, la rivoluzione necessaria. Uno splendido regalo per il vostro Natale, tanto per... ok, ecco qua, il computer già me la fa vedere. E che faccio? Entro subito nel Corriere, mi dite che devo fare 3406709 perché subito a pagina 12 il Corriere ci parla della tensione tra Lega e Fratelli d'Italia. Si apre un fronte sulle candidature. Beh, ma è logico, adesso dobbiamo pensare all'anno prossimo. Lo scontro in Campania è sul Veneto, dove tutti i partiti della coalizione vogliono indicare il nome e c'è la nota di Massimo Franco. Ve ne leggo un pezzo, poi mi dite se avete conati di vomito, se vi piace. La trincea del Carroccio per non perdere il suo nord. Attenzione, qui girano ancora il torrone sul Veneto, il sacro Veneto, ragazzi, non ci scherziamo. L'insistenza tetragona, già uno che comincia così l'articolo, l'insistenza tetragona, santa polenta, ci vuole, regaliamo un po' di polenta taragna Massimo Franco, Ma come colazione secondo me gli farebbe bene. L'insistenza tetragona con la quale la Lega insiste sull'autonomia regionale dopo la sentenza della Corte Costituzionale è destinata a inasprirsi. Non c'è soltanto la volontà di costringere gli alleati a sostenere una riforma che è, se non una causa persa. Dovrei proseguire a leggere questa sporcata schifezza di... Bellissimo questo articolo, è veramente interessante. Quindi se non è una riforma che, se non è una causa persa, è comunque in bilico. Capito mi hai? Il crollo del Carroccio nelle due ultime elezioni regionali spinge ancora di più il partito di Matteo Salvini a rinchiudersi nelle regioni del nord, cosa che non ci dispiace. Quelle che con i loro referendum consultivi del 2017 hanno spinto maggiormente per trasferire fondi dallo Stato nelle casse locali. La strategia della Lega Nazionale, accarezzata a lungo dal leader, oggi appare archiviata dall'elettorato prima che dallo stesso Salvini, e l'ambizione del ministro delle riforme Roberto Calderoli di dare a Veneto, Lombardia e Piemonte un'autonomia differenziata è stata parzialmente, ma in modo radicale, smontata dalla consulta. A proposito, ieri si è litigato non male sull'autonomia in Parlamento e ne parliamo questa mattina con i nostri deputati, ok? C'è il tentativo esplicito, dicevamo, di andare avanti come se la Corte non avesse piantato paletti costituzionali difficilmente eludibili. Beh, si va avanti su quello dove possiamo andare avanti. Lui vorrebbe che si fermasse tutto il mondo adesso, no? Di continuare a trattare con le regioni come se in fondo si trattasse di poche piccole modifiche. E in parallelo c'è il tentativo strisciante di far capire a Fratelli d'Italia che senza quella riforma salterebbe anche il premierato. Mai detto, ma si tratta di una minaccia che non sembra preoccupare più di tanto una formazione che continua a mantenere il primato nella coalizione. Anzi, adesso Giorgia Meloni intravede la prospettiva concreta di far valere i rapporti di forza e a proprio favore per riscrivere le gerarchie del potere nelle istituzioni locali del Nord. Il suo Fratelli d'Italia punta alla candidatura di un proprio esponente proprio lì dove la Lega ritiene di avere radici e cultura predominanti. Questa prospettiva impone ai governatori del Carroccio una postura ancora più aggressiva. Questa è la postura aggressiva per marcare il territorio e impedire che anche nelle ultime roccaforti la destra meloniana soppianti quella di Salvini al vertice. Un tema tanto più delicato perché incrocia il rapporto non facile tra la leadership
leadership salviniana, finora priva di alternative, con quella dei presidenti di regioni leghisti e col malumore che hanno dimostrato a più riprese dopo la candidatura aliena del generale Roberto Vannacci. È indicativo che ieri, per rintuzzare la critica di avere schiacciato l'identità leghista su quella del militare xenofobo campione di preferenza alle europee, Salvini abbia replicato: ma in Liguria abbiamo vinto, aggiungendo che i prossimi candidati saranno scelti caso per caso. Si tratta di una trincea difensiva che sconta la consapevolezza di avere di fronte una doppia competizione, quella meloniana e quella di Forza Italia di Antonio Tajani, rafforzato dalle urne. Sono due idee di destra agli antipodi. Il dramma per Salvini è che la sua sembra avanzare in Europa, ma arranca in Italia. Ma lo sapete ragazzi, la situazione è che noi della Lega siamo da sempre troppo avanti. È chiaro che bisogna essere un po' coraggiosi anche per votare Lega e abbiamo visto che in tanti negli scorsi anni sono stati coraggiosi. Ultimamente gli italiani sono un po' mollaccioni, posso dirlo, è vero, un po' mollaccioni. Sono sul Corriere, non so perché, no, lo so perché, ci mancherebbe altro, però effettivamente vi segnalo, a proposito, vedete qua, no? Chi guida non chatta, Matteo Salvini, gli hanno messo in mano questo cartello, no, ce l'aveva davvero in mano, e sta per uscire il nuovo codice della strada, avremo Morelli intorno alle 9, ma ancora prima alle 8:45 il senatore Manfredi Potenti che ci ricorderà quelle che sono le iniziative più forti, più potenti in questo nuovo codice della strada che fa parecchio paura, devo dire. All'interno del Corriere il baciamano a Tesei, poi muscoli e insulti, storia di Bandecchi che si sentiva scaiola. A pagina 13, signori, diceva: sarò decisivo, sono il Mr. Wolf di Georgia, e se vi va, se vi sta simpatico e sta simpatico a molti, è un buon motivo per acquistare quest'oggi il Corriere. Un po' meno buon motivo, ma giustamente siamo tra i pochi che se ne sono occupati, e quest'oggi si intervista a pagina 27 la magistrata Francesca Nanni, 64 anni, la prima procuratrice generale a Milano. Così ho capito che Zuncheddu stava in carcere da innocente. La revisione su Olindo e Rosa? Ero contraria, non ci ho dormito. Sappiamo, noi di Radio Libertà, ex Radio RPL, Radio Padania, eccetera, da sempre sosteniamo l'innocenza di Olindo e Rosa. Siamo dei pazzi? Va bene, siamo dei pazzi, ditecelo. E io allora vi porto sul Fatto Quotidiano. Kiev, primi missili americani in Russia. La Germania prepara le aziende alla guerra. Escalation, Putin cambia la dottrina nucleare. Unione Europea, Eurobond per le armi. Meloni sull'attenti, capisco gli Stati Uniti, ma la Lega critica. Gaiani, i razzi non fanno vincere l'Ucraina. Questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano. Passiamo sul Giornale. Il Giornale scrive: bombe di Hezbollah sui soldati italiani. Titolo principale: 8 razzi sul quartier generale Unifil in Libano. Crosetto: intollerabile. Le trattative per una tregua in Libano non fermano il conflitto né i razzi su Unifil, che ieri hanno colpito una base italiana senza provocare feriti. Nel mirino è finito il quartiere generale del nostro contingente del settore ovest di Unifil a Shama, nel sud del paese. Siamo sempre sul quotidiano Il Giornale, un po' più in basso: in vigore entro Natale, alcol test e multe più salate, il nuovo codice della strada. Se ne parla da mesi, dopo l'approvazione della Camera arriva il voto in Senato per il nuovo codice della strada, con regole più stringenti e sanzioni più severe, in particolar modo contro l'uso del cellulare al volante e contro l'utilizzo selvaggio dei monopattini. Ancora sul Giornale, i sindacati bloccano tutto e il Colle striglia Landini. Partono gli scioperi già da quest'oggi nell'ambito sanitario. Piano piano non ha fatto niente.
Piana estraneo ai fatti, passato il voto, prosciolto il vice in Liguria. Passate le elezioni arrivano i proscioglimenti. Il vicepresidente della regione Liguria, Alessandro Piana, leghista, era del tutto estraneo alla vicenda dei festini che lo scorso anno aveva scosso la Genova Bene con arresti e polemiche. Domani giovedì alle 11:30 avremo la Lega Liguria, il nostro appuntamento settimanale con il territorio. L'editoriale di Vittorio Macioce, La democrazia della sconfitta, riprendendo un po' anche le parole di Giorgia Meloni, perché perdere non fa poi così male, e poi ci tuffiamo per un attimo all'interno, vi segnalo all'interno del quotidiano Il Giornale, giustamente a pagina 13 l'articolo che dice: Piana infangato sui festini a Genova, indagine chiusa, il vice della regione estraneo ai fatti e la Lega chiede che il PM paghi. Per un anno il politico è rimasto al centro delle polemiche che hanno scosso la città ligure, si è sempre dichiarato innocente e solo adesso il GIP gli dà ragione, finite le elezioni in Liguria. Viene sempre il dubbiettino, viene sempre, poi non è vero niente. A pagina 17 del quotidiano Il Giornale ci sono le nuove regole per il codice della strada, legge al vaglio del Senato, il codice dovrebbe entrare in vigore entro Natale, dall'uso degli smartphone alla guida in stato di ebbrezza, ecco che cosa cambia. E regoline, insomma, che cominciano secondo me a mettere un po' di strizza a chi guida in maniera molto libertina. Ad esempio le stangate fino a 1.000 euro per chi ha il volante col telefono, chi abbandona gli animali rischia fino a 7 anni di carcere, ma soprattutto la stretta per chi supera i limiti di velocità e novità sul cumulo delle multe. Attenzione a prendere pure troppe multe. Ebbrezza, alcol lock a bordo, auto ferma se chi guida ha bevuto troppo. E soprattutto i monopattini, l'abbiamo capito, sono comodi, comodissimi, ma ce li vediamo passare da sotto le gambe, arrivano da tutte le parti. Adesso solo con il casco e la targa e mai più contromano. Sul mai più contromano possiamo anche aspettare e sperare, vanno tutti contromano, anche in auto, cazzolina, ma vediamo di mettere un po' di regole, staremo a vedere. Le auto potenti, niente supercar per 3 anni ai ragazzi neopatentati, ma anche di questo parleremo alle 8:45, magari anche alle 9, perché abbiamo i nostri parlamentari. Intanto il resto del Carlino. Libano, razzi di Hezbollah sugli italiani. 8 colpi centrano il nostro quartier generale all'Unifil, 5 soldati in ospedale per accertamenti. Il ministro Crosetto, inaccettabile. Israele accusa gli integralisti, usati missili iraniani. Intervista al generale Carmelo Abisso, vogliono sabotare il cessate il fuoco. Da notare sul resto del Carlino e un po' su tutti i quotidiani, violenza sulle donne, Meloni è con Valditara, incidono i clandestini. Certo, non sono solo loro, soprattutto loro, ma incidono e come? E incidono anche e soprattutto su un certo clima, perché è una moda quella di vivere con il coltello in tasca, che poi diventa un macetino per alcuni, ed è una moda anche applicare il loro patriarcato, che è loro il patriarcato. Qui da noi ormai non esiste più. Torneremo su questo argomento certamente. In centro pagina lo zar alza il livello delle possibilità di risposte atomiche, Kiev lancia i primi missili americani in territorio russo. Capite insomma anche l'interesse, gran parte dei quotidiani oggi parlano di questa notizia, si lanciano i missili contro la Russia e la Russia potrebbe rispondere con l'atomica. Quanto vi preoccupa questa cosa? Quanto vi preoccupa soprattutto che certi governi non si fermano, continuano a fornire armi, armine, armoni, armette finché non sarà necessario. 340 6709 659. Scrivetemi 340 6709 659. Putin minaccia la guerra nucleare. Questo
quest'oggi sul Resto del Carlino. Facciamo in tempo a leggere anche la prima pagina del Tempo, che in centro pagina mette il giubileo degli scioperi. Da mesi si occupa ogni giorno il Tempo di Roma, naturalmente, di ciò che accade di brutto, purtroppo quasi sempre a Roma. Il no di Landini al Papa, il segretario CGIL della Rivolta Sociale non firma il protocollo per l'anno santo e Roma si prepara al caos generale. Ma per fortuna Gualtieri, il sindaco di Roma, inventa Cerbero per castigare gli automobilisti, un macchinario che ti vede la macchina, se parcheggiata male, automaticamente arriva la multa. Mamma mia. Interessante il ritratto che il quotidiano Il Tempo di Roma fa di De Pascale, il nuovo leader del centro-sinistra, il nuovo capo dell'Emilia-Romagna. De Pascale, il cementista che piace ai riformisti e niente nutrie. Scopriremo all'interno del Tempo di quest'oggi che il De Pascale è per molti versi d'accordo anche con la Lega. Ma dai, non ci credo veramente. Eppure. L'intervista ad Antonio Tajani, se proprio vi piace, certo, oggi sul Tempo dice: l'Italia sta con Kiev. Putin non gli credo. L'Europa scelga Fitto, i socialisti si fermino. Il ministro degli esteri dice: sulla commissione sono ottimista, ma il PSE deve ascoltare le parole sagge di Mattarella. 1000 giorni, intanto sono passati 1000 giorni tra minacce e nuovi missili. Ma intanto sono passate anche quasi le ore 8 e allora ci fermiamo. Come ogni giorno c'è la pausa, ogni mezz'ora Sammy Varin lancia un artista assolutamente sconosciuto, indipendente, e questo lo è anche se nel mondo è molto famoso, un pianista dal nome John Batiste. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Questa è musica curativa, signori, soprattutto dedicata a chi è ancora sotto le coperte, non ha alcuna intenzione di alzarsi, perché il Semmivarin serve anche a questo. Da una parte vi faccio arrabbiare con i titoli dei quotidiani di oggi, dall'altra, chi se lo può permettere, stia tranquillamente al calduccio da sotto le coperte con accesa la TV sul canale 252. Buongiorno a tutti voi, buon riposo per chi se lo può permettere. Buon meno riposo per chi deve andare a lavorare e si trova in coda in auto, tranquilli. Grazie per aver scelto Radio Libertà, un passaparola potentissimo in questi mesi, visto che è un momento storico che vede Semmivarin alla conduzione della trasmissione più importante di Radio Libertà, la rassegna stampa in onda dalle 7:30 alle 9:30, poi ancora dalle 11 a mezzogiorno e molto spesso in replica la sera dalle 20 alle 21. È il caso di spargere la voce, perché una rassegna stampa così è decisamente fuori dall'ordinario. Poi chiaramente è tanta nostalgia per quella di Giulio Cainarca, che non è assolutamente andato via, ma arriva un po' più tardi, intorno alle 10, dalle 10 alle 11 circa conduce un incredibile approfondimento dal titolo Auto da Fe. A proposito, quest'oggi è mercoledì e ci sono gli scorretti ed è tutto detto per chi conosce il titolo di questa trasmissione. Intanto certamente grazie dei moltissimi WhatsApp 340 6709 659, so che siete lì ad aspettare che io li legga e qualcuno ve lo leggo. Cara Meloni, c'è una lettera alla Meloni, sempre più contro gli interessi italiani, fatti sentire a fronte di un aumento verso la guerra di Biden con un sostegno a Kiev senza trattative. Manda tua figlia a fare la guerra per parità di genere. Ma ormai sei una rivista internazionale, non per l'Italia. Posizione isolata nel paese, Salvini dica qualcosa o taccia per ogni occasione. La gente è stanca di questo atteggiamento. Dopo 2 anni il bilancio governativo è minimale e questo sicuramente non è contentissimo di ciò che ha fatto il governo in questi 2 anni. WhatsApp 340 6709 659. Buongiorno Sammy, riguardo il conflitto in Ucraina, sai per caso se Trump ha detto qualcosa riguardo l'ultima decisione di Biden sui missili? Bravo, è una domanda intelligente. Poi ti volevo chiedere per favore un tuo parere su come mai noi leghisti ed elettori di destra simpatizziamo di più per la Russia, che è un regime autoritario e comunista, piuttosto che l'Ucraina invasa, ma guidata da quel criminale di Zelensky. Un saluto a tutta Radio Libertà. Caro Daniel, hai detto cose molto meditative che fanno meditare. La verità, come dico sempre, sta nel mezzo, ma quando si esagera dovrebbe essere davanti agli occhi di tutti che si sta esagerando, non soltanto riguardo il conflitto in Ucraina. Fabio di Crema, leggi il Corriere della Sera, Sammy, ho bisogno di uno stimolo, e qui mi fermo, caro Fabio, lo avrai, ma no, arriva anche Repubblica tra poco. Barbone, buongiorno, ti ho bonificato 10 euro. Oh, ma grazie Andrea. 2 cose, strilla di meno. Potresti dire a Salvini che qui a Roma hanno iniziato a circolare molte auto con targa Romania, Albania, eccetera. Facesse qualcosa lui per fermare questa cosa. Grazie Andrea. Grazie Andrea. Allora per te, caro Andrea, farò una rassegna stampa così. È che se faccio una rassegna stampa così, voi vi addormentate. Io lo so, vi conosco molto bene. E quindi devo cercare di picchiare i pugni sul tavolo ogni tanto. Mi toglierei la scarpa e farei così sul tavolo. Non esageriamo. Grazie comunque a chi ci sostiene, ridendo e scherzando. 10 euro di qua, 5 euro di là, attraverso, perché no, anche il conto corrente postale 37671294. È importantissimo. Andate in posta questa mattina, fate la coda con i marocchini, prendete quel coso bianco con scritto il numero del conto corrente postale, ce lo scrivete voi, 37671294, lo intestate a Radio Libertà e ci scrivete, certo, i 5 euro per Semmivarin e per la redazione di Radio Libertà. Non si scherza, anche attraverso il sito radiolibertà.net, cliccate su Sostienici
e ci fate un bonifico di qualunque entità per sopravvivere, assolutamente sì. Caro Sammy, per me Zelensky potrebbe soffocare nella me con i tacchi a spillo. Oh, ragazzi, Dani, ma che cosa hai mangiato questa mattina? Ma no, ma ci mancherebbe altro. Ripeto, la verità sta nel mezzo. Last line: per vincere bisogna restare uniti e appoggiati dalla magistratura. Meditazione interessante. Ciao Sammy, viva l'atomica, Rita Hayworth. Cavolo, ragazzi miei, avercela ancora veramente. Ciao Sammy, da quando fai la rassegna stampa l'ascolto dall'inizio alla fine. Oh, perché prima cosa facevi? Giravi? Rispetto a prima è molto più scorrevole e divergente. Mi piace questo. Io spero che sia divertente, divergente, poi dar voce alle telefonate e ai messaggi migliora ancora più la trasmissione dando la vecchia impronta della precedente Radio Padania. Nel bene o nel male uno deve scegliere, no? Non mollare, sei sempre grande. Vincenzo da San Mauro Torinese. Vincenzo, ti ringrazio molto, te l'ho detto, la rassegna stampa la faccio così perché non sarei mai capace di farla come la faceva Giulio Cainarca, ma sapete che sono momenti particolari, poi chi lo sa cosa arriverà, io sono propedeutico, no? Vi sto preparando verso un qualcosa che non so neanche io. Massimo Franco sta cercando di farsi assumere dal Fatto Quotidiano come braccio destro di Travaglio, scrive Marco. Potrebbe essere l'occasione per il settore dell'edilizia per la costruzione dei rifugi atomici. Non scherzare, Marco, ma hai visto in televisione? Li stanno davvero costruendo? Quelli portatili in Russia per portarli da una zona all'altra, no? E io sono rimasto, ho detto, e noi, a noi niente, tanto per, no? Sammy, quando hai dei cagaimbraghe suona benissimo, potremmo farci una trasmissione sui cagaimbraghe. Come politici l'indipendenza o l'autonomia non l'avrete mai. Io, come molti fratelli del Lombardo Veneto, questo è secessionista, attendiamo sulla riva del fiume il cadavere dello Stato italico, è solo questione di tempo. E ancora, finalmente l'Ucraina così com'è sparirà dalle carte geografiche. Io in caso di guerra so da che parte stare. Sì, ma non abbiamo il bunkerino portatile, perché qui non li commercializzano un bunker? Noi ci siamo effettivamente in una specie di bunker, vi parliamo proprio dalle fondamenta del fortino di via Bellerio, ci crolla addosso tutto, ma noi continueremo a dire libertà, libertà. È impazzito completamente Sammy Varin, portatemi via. Mario, buongiorno Sammy, per rilanciare la Lega i leghisti devono tornare in mezzo alla gente con idee e proposte serie che interessano i cittadini. La dimostrazione che non c'è il contatto col popolo sono le ultime elezioni dove si cullava l'ipotesi di vincere in entrambe le regioni. Ma caro Mario, io comunque che ho intervistato tanti rappresentanti della Lega in questi mesi posso dirti che il contatto col popolo c'è stato e come. È chiaro che da quelle parti il popolo ha un'etichetta ben precisa e molte volte crede di più a quello che dicono coloro che rappresentano quell'etichetta che a quelli, tra virgolette, nuovi, che saremmo noi della Lega del centrodestra, hai capito? Parlo dell'Emilia Romagna e dell'Umbria. È incredibile, ma è così. E quindi abbiamo sbagliato a non essere più incisivi, quello è poco ma sicuro. Spero che Putin sia più intelligente di quel vecchio rincoglionito che sta in America. Ci scrive Michele. Ancora WhatsApp, siete scatenati, grandissimi ascoltatori. 3406709 continuo a votare Lega e ne sono orgogliosa. Non capisco che ci stanno a fare i soldati italiani in Libano. Presenza inutile, rischio di morire, spreco di denaro. Brava, ma guarda un po', sono d'accordissimo, ma sono lì per pacificare. È un po' come, sai, se ci fosse qualche piccolo papino che lì, pace, c'hanno anche loro le armi, ma non le usano. Se Putin fosse esaltato come i democratici USA, la NATO, l'Unione Europea, l'atomica sarebbe già in atto. Quando mai si sentono parole sagge dall'arbitro non super partes? Mamma, quante meditazioni
potenti che mi inviate quest'oggi. 340 6709 659, inviate la vostra meditazione, o anche se magari tra 10 minuti siete arrivati al lavoro e spegnete, io la leggo nel corso della mattinata, ve la risentite poi, se andate sul sito radiolibertà.net c'è il podcast della rassegna stampa, ve la potete risentire tranquillamente, oppure questa sera dalle 20 alle 21 c'è un riassuntino della rassegna stampa con i momenti più epici. A proposito di momento epico, io sto ritornando sul quotidiano Il Tempo, prima però fammi fare un giro sulle agenzie. Ricordiamo che oggi c'è lo sciopero di medici, infermieri e operatori sanitari, stop a visite e interventi. Si fermano anche infermieri e operatori sanitari, garantite solo le prestazioni d'urgenza. Saltano esami radiografici, 50.000, 15.000 interventi chirurgici programmati, 100.000 visite specialistiche. Questa è l'apertura del Corriere, mentre Repubblica è ancora ferma con le crepe nel centrodestra dopo il flop delle elezioni e la Meloni che deve capire cosa non funziona. Sveglia Repubblica, no, perché scusami, ma no, probabilmente veramente stanno bevendo tanti caffè a Repubblica per essere pompati come non mai per l'intera giornata. E allora io vado sul Tempo, perché all'interno del Tempo si parla, in attesa dell'anno santo, di quello che succede a Roma, e succedono di quelle robe, ragazzi. Meno male che non siamo a Roma. Voi che ci vivete a Roma siete degli esempi viventi di come si possa vivere da quelle parti. In attesa dell'anno santo, manco il Papa ferma Landini. Il Comune di Roma cerca l'intesa con i sindacati per evitare scioperi proprio nei giorni caldi del Giubileo. Ma il leader CGIL se ne infischia dei pellegrini. Le ragioni del proletariato vincono sulla fede. È vero. Se avete amici o parenti a Roma, o se vivete a Roma, oggi Il Tempo è assolutamente da comprare. Se non fosse anche per lo scontro tra Gualtieri e Salvini sugli autovelox, i sindaci decidano i limiti, codice equilibrato, mentre il codice della strada sbarca al Senato, ne parliamo proprio questa mattina, in attesa dell'approvazione definitiva, va in scena la querelle tra il ministro e il primo cittadino. Già durante un evento organizzato da ANAS, il primo cittadino della capitale ha auspicato che la riforma del codice della strada nel passaggio parlamentare non impedisca le sanzioni e che non diventi impossibile mettere un autovelox su strada dove si mette a rischio la vita di pedoni e ciclisti e dove servono limiti di velocità di 30 all'ora. Salvini però ha sottolineato come l'autovelox non deve essere più una tassa occulta. Il fatto che siamo il paese con più autovelox mi sembra una presa in giro, ok? E proprio sul Tempo di Roma si approfitta per ricordare questa stangata sull'automobilista in arrivo per voi romani. Contro la doppia fila arriva l'intelligenza artificiale, che ha anche un nome, si chiama Cerbero, il cervellone per le multe in tempo reale, che già che c'è rileva pure l'assicurazione e la revisione. L'avete fatto un esame di coscienza, l'avete fatta l'assicurazione a posto, la revisione quando vi scade, e Gualtieri ci fa addirittura un video. E insomma, sì, questo Cerbero praticamente sarà montato, guardalo lì, si vede anche in foto, è un trabicolo montato sul tettuccio dell'auto della polizia, quel che l'è, e praticamente ti vede l'auto se è parcheggiata male, e già che te la guarda ti dà pure la multa, ma controlla pure l'assicurazione e la revisione. Servizio completo. Mamma mia, che paura. Chiaramente c'è sempre un vigile che poi deve schiacciare il pulsantino, fai la multa e ti viene fuori anche, ti stampa pure anche la multa e te la mette lì. Si usa ancora. Ecco, questa se si usa ancora a Roma sono contento. Si usa ancora a mettere la multa sul parabrezza. Che nostalgia. Qui a Milano niente, ragazzi. Ti arriva la PEC, che se non la guardi è una PEC del CAC, però insomma
fa piacere, no? E dici, mi è arrivata la multa, me ne sono accorto dopo un anno, no? È la PEC, bisogna guardarla, siccome mi è successo più di una volta, ma inviatemi a casa la raccomandata, ve la pago, ma inviatemi qualcosa che possa vedere, Niente, chi ha orecchie per intendere intenda, chi non ce le ha si compri La Repubblica di quest'oggi, che titola L'arma nucleare di Putin, ma scrive anche Meloni apre il processo nel centrodestra e autonomia è scontro con la vignetta di LK, inchiesta che fine ha fatto Salvini, Umbria, San Francesco e Lupo. Indovinate che fine ha fatto Matteo Salvini? Se lo stanno mangiando i frati di Assisi! Vabbè, si chiama democrazia e fa bene perdere fa bene. Se il popolo non è con loro, scrive Massimo Adinolfi, il sostegno dei cittadini, cioè il consenso, ha premiato il centrosinistra, la cosa era prevedibile in Emilia-Romagna, per nulla scontata in Umbria. D'altronde sono stati i frati che hanno votato sinistra. Il ritorno dei sindaci, scrive invece Filippo Ceccarelli. Ma soprattutto alle pagine 16 e 17, migranti e violenza sulle donne, la Premier difende Valditara. E questo lo abbiamo detto anche noi ieri, ragazzi, cioè Valditara avrà sbagliato il posto dove parlarne, però ha detto delle cose sacrosante. Visto che però sono su Repubblica e già molta gente si è trasferita in bagno, ma perché è l'orario, non capite male, restateci, state lì, perché a pagina 9 di Repubblica si scrive Lega in crisi, processo a Salvini, rischia di perdere anche il Veneto. Cioè, ma con che faccia tosta si scrive una roba del genere? A parte che adesso, appunto, autoerotismo a go, Semivarini, regista Francesco in redazione, vai, un po' di autoerotismo mattutino, sì, ma che cacchio dicono questi di Repubblica? Se c'è una regione dove il PD non entra, ma proprio non c'è, è il Veneto, ragazzi. C'è rimasto il Veneto e voi gufate persino su una cosa assolutamente lapalissiana. È come se noi avessimo detto vinceremo in Emilia Romagna. Forse io l'ho detto, però l'ha detto Semivarini, scusa, no, non l'ha mica detto. Vabbè, comunque sappiate, si titola così quest'oggi a pagina 9 di Repubblica, se per caso volete acquistarlo. Il segretario Salvini impone il silenzio e prova a blindare la candidatura nella roccaforte del nord. Via libera al congresso in Lombardia per incoronare Romeo, l'ipotesi crescente di un ingresso di Zaia al governo. Ragazzi, la sapevate questa cosa? Intanto il 15 dicembre congresso della Lega Lombarda, lo scrive Repubblica, probabilmente non è vero, no, è vero, ci mancherebbe altro, però è chiaro, si parla di questa Lega in crisi, che ci siamo passati più volte dalla crisi e puntualmente ci usciamo senza problemi. Sempre su Repubblica, ne parliamo tra poco anche con i nostri parlamentari, autonomia, bagarre in aula, le opposizioni con il tricolore e Calderoli, vado avanti. Dopo la consulta bocciata una mozione per lo stop alle intese con le regioni, cioè volevano che ci fermassimo anche sui LEP, cosa che non è stata assolutamente tirato in ballo dalla consulta, vogliono di più, no? E Calderoli ha detto col cavolo, vado avanti, ma ci mancherebbe altro. Comunque un bel paginone grosso quest'oggi sulla riforma dell'autonomia. Ve ne leggo, sì, va bene, state votando 340 6709 659, state votando, vi piace soffrire questa mattina, bravi, e allora vi leggo qualche riga solo così, il tricolore innalzato su tutti i loro banchi, le opposizioni che lo stringono al petto e intonano l'inno nazionale contro una maggioranza che però risponde picche e non molla la presa. Non passa la mozione di PD, 5 Stelle, AVS, IV e Azione. Nessuna marcia indietro sull'autonomia differenziata, avverte in aula il ministro degli affari regionali Roberto Calderoli. Nessuno stop ai tavoli e alle trattative, come se la Corte Costituzionale non avesse mai anticipato la sua decisione.
come se non ci fosse una sentenza in difesa della coesione della Repubblica pronta a calare sulle ambizioni delle repubblichette. E alla Camera e bagarre ancora una volta. La terza lite in Parlamento in un anno con i cori vergogna vergogna e sempre intorno alla spacca Italia. Game over, caro Calderoli. Se ha un problema a spiegarlo a Zaia e a Fontana non può essere un problema del paese. Alza la voce il dem Marco Sarracino. Vi hanno demolito i pilastri della legge, fischiettate. Siete dilettanti, incalza il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte. E Filiberto Zaratti di AVS, la Corte vi ha preso a schiaffi, non fate gli struzzi, fermatevi. Ma stavolta Mameli non commuove. Ma quando mai? La maggioranza tiene il punto, anche se c'è il dato politico che non riuscirà a depositare la sua mozione. Dietro l'apparente compattezza, la Lega è sempre più sola con la sua riforma e il clima tra Camera e Senato risente non poco della doppietta della sinistra per le regionali. Posso fermarmi, vi prego? Ditemi sì. È un WhatsApp 3406709659. Ditemi di sì, mi fermo. Grazie. Chi è questo? Non lo so. Il quotidiano La Stampa. La Stampa oggi una copertina speciale per festeggiare i 2 secoli del museo. Oltre 2 secoli di vita alla presenza del presidente Mattarella, si inaugurano i nuovi allestimenti, oltre 1 milione di visitatori in un anno, vicino a un altro record. Qual è il museo? Il museo egizio bicentenario. Ma poi com'è finita? Ci fanno gli sconti agli islamici, agli immigrati oppure no? Vengo a Torino, vado all'Egizio, scrive Andrea Malaguti in prima pagina. Oggi una prima pagina tutta egiziana. Sul quotidiano La Stampa andrà certamente a ruba. La Verità. Landini sciopera anche contro il Papa. Ma io pensavo fosse una buttata, ma è proprio vero. I deliri di onnipotenza del segretario della CGIL. Dopo aver blaterato che il sindacato rappresenta il popolo più del governo, l'ex leader della FIOM rompe con le altre sigle sul patto in vista del giubileo. Vuole mettere le sue battaglie politiche persino sulle spalle dei milioni di pellegrini che arriveranno a Roma. Oh, go, monopattino per tutti, mi raccomando, casco, le frecce, l'assicurazione, l'annuncio di Trump anticlandestini, la Casa Bianca schiererà l'esercito. Vero è però che non ha detto niente Trump su questa follia di inviare missiloni contro la Russia. Gli ultimi fuochi di Biden, così li chiama Maurizio Belpietro, i missiloni pericolosi e inutili. Intanto i magistrati si autoassolvono, loro possono farsi raccomandare. La PM Lotti confermata, malgrado l'incontro con un politico per agevolare la promozione. Francesco Borgonovo e le polemiche stupide sul patriarcato, gli studiosi danno ragione a Valditara. Ed è vero, e ne parliamo tra pochissimo. E poi, oggi le comiche, Pfizer insegna la trasparenza. L'azienda farmaceutica che ha fatto censurare tutte le pagine del contratto sui vaccini, i poliziotti si scusano per avere perseguitato la gente in pandemia, triste pagina nera. Ricordiamolo che La Verità è l'unico quotidiano che parla ancora di queste argomentazioni. Intanto la Lombardia stoppa il blitz di Cappato. Non spetta alle regioni decidere sul fine vita. Ieri c'è stato un voto importante in Regione Lombardia e ne parleremo proprio questa mattina alle 11:30 nel Focus Lombardia. Abbiamo la consigliera regionale della Lega Alessandra Cappellari. Sono le 8:27, una manciata di minuti e poi la pausa, ma già che ci sono io entro nel quotidiano La Verità, perché a pagina 13 le radici della violenza sul patriarcato, ha ragione Valditara. Basta chiedere a psicologi ed esperti. Il ministro è stato criticato perché non crede nella rieducazione del maschio, ma chi studia il tema sa che il disagio nasce altrove, scrive Francesco Borgonovo. L'altro argomento tabù sono i reati degli stranieri. Le cifre
sono lì a guardare. Il titolare del Miura ha puntato il dito anche sull'immaturità del nostro tempo, ma il riquadro è anche con Giorgia Meloni. Per il bene delle donne guardiamo a tutte le cause, gli arrivi illegali incidono sui crimini. La violenza sulle donne è un tema che siamo al di là da risolvere, ma le cause vanno affrontate tutte quante. A sostenerlo è la premier Giorgia Meloni, dopo le polemiche che hanno colpito il ministro Valditara. Ci sono dati che parlano di un'incidenza significativa dell'immigrazione illegale di massa e l'Italia continuerà a lavorare per fermarla. Il ministro dell'Interno Piantedosi nel frattempo ha ribadito l'impegno contro i femminicidi. Da inizio anno sono 96, 10.458 i braccialetti elettronici attivi, di cui bene 4.677 impiegati per il contrasto allo stalking. Siamo sulla verità? Ci restiamo ancora per qualche minuto, subito dopo la pausa, però alle 8:30 c'è la pausa, quindi riposiamo, apriamo la finestra, respiriamo un po' di smog, il nostro sponsor Acerbis, il meteo, ma naturalmente anche la canzone indipendente e oggi una bellissima versione dello storico Franco Simone dell'altrettanto storica canzone Perdere l'amore. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Venti tempestosi di libeccio imperversano sull'Italia, condizioni di maltempo su parte del nostro paese. Nella prima parte della giornata piogge e rovesci localmente di moderata intensità interesseranno le regioni tirreniche. Altrove il tempo sarà in genere asciutto, seppur con presenza di nubi sparse o irregolari. Durante le ore pomeridiane ulteriori precipitazioni colpiranno il centro-sud, specie le zone tirreniche. Venti di föhn al nord con schiarite. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche, cari amici, cari ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Allora, in questo periodo uno dei prodotti più richiesti che abbiamo è la nostra soluzione alla bava di lumaca, il nostro integratore alimentare Bronco Free. Bronco Free non è un prodotto industriale, non contiene il lattosio, il glutine, il saccarosio, gli OGM e i coloranti. Ma che cos'è Bronco Free? Bronco Free è un integratore alimentare che serve per calmare la tosse grassa, la tosse secca, fluidificare il catarro per facilitare l'espettorazione. La presenza del timo, della verbena, dell'altea, del papavero fanno di Bronco Free un prodotto straordinario. Ricordo, ve lo dico subito per evitare problemi, che non è un prodotto industriale, quindi non è che uno ce l'ha dando un calcio alla siepe, ok? Escono fuori già fatti. Nel Bronco Free la presenza importante della bava di lumaca, del mucopolisaccaride e tutti i suoi principi attivi, che ormai si sa da anni le proprietà straordinarie del mucopolisaccaride. I principi attivi servono per calmare la tosse, ma in modo particolare per fluidificare il catarro e facilitare l'espettorazione. Si prende prima di coricarsi o al bisogno. Lo possono prendere tutti, ricordo è un prodotto naturale, un successo che ormai noi abbiamo testimoniato da 18 anni. Però state attenti bene all'offerta, questo è il momento per ordinarlo. 3 flaconi di Bronco Free a casa vostra, il trasporto non lo pagate, dicendo io ascolto Radio Libertà, 59 euro. 59 euro. E se chiamate adesso lo 030 68 40 408 con i 3 flaconi di Bronco Free, un bellissimo e utilissimo regalo per voi. Quindi chiamate adesso subito 030 68 40 408 oppure visitate lecatie.it. Ciao! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera,
senza filtri né censure, la tua radio. La versione che non ti aspetti, dall'artista che non ti aspetti, la storica canzone di Massimo Ranieri, vincitrice di Sanremo, Perdere l'amore, interpretata da Franco Simone. Lui aveva già fatto una cover storica, Il cielo in una stanza, ma questa è una versione davvero emozionante, limpida, intima e vissuta, come la sua storia musicale, che sa passare dalle più intense storie d'amore
pezzi come Tu e così sia, sta piovendo, posso darti un passaggio, ai temi di carattere sociale, ricordate Cara droga di Franco Simone, ai canti religiosi. Pensate, Franco Simone ultimamente ha anche messo in musica il grandissimo Pater, il Padre Nostro. Una versione bellissima che vi farò ascoltare verso Natale perché fa un'atmosfera incredibile. Bravo Franco Simone, perdere l'amore con il buongiorno rinnovato. Sono Sammy Varin, questa è Radio Libertà, rassegna stampa anche musicale, corroborata dei vostri WhatsApp, i vostri messaggi al 340 6709 659. Un grande grazie a tutti coloro che stanno cliccando le cose più varie e variegate, tra poco ve le leggo, ma intanto ancora titoli, signori, ancora titoli, perché quello del manifesto è sempre particolare. Oggi il manifesto titola La chiamavano sanità e si parla naturalmente dello sciopero, il pronto soccorso sotto stress. E ora c'è la pubblicità che parte naturalmente perché giustamente ci fa un po' di l'arrabbiatura della pubblicità, no? Che anche su internet appare ormai ovunque. Reparti in emergenza, cure rimandate, la salute italiana è malata e definanziata. Anche l'Ocse lancia l'allarme. Medici e infermieri sono ancora senza risorse, senza sicurezza e anche senza risposte dal governo. Oggi scioperano. Il manifesto titola La chiamavano sanità. Vediamo altre emozioni, vediamo cos'altro posso segnalarvi di carino tra le prime pagine. Se volete, ma proprio se volete, quella dell'Unità. Meloni al fianco di Del Mastro, soffocateli, forse son mafiosi, e l'Italia si scopre bipartitica, ma soprattutto il titolo del quotidiano Il Riformista, che porta una sfiga di quelle totali. In prima pagina c'è populisti al capolinea e i manifesti di Salvini e Renzi che sono stati messi, ma guarda, sui bidoni dell'immondizia. No, sembrava a un primo sguardo, no, è il pullman, nel retro del pullman. Non oseremmo mai, neanche noi del Riformista direbbero, è vero? E stop sbarchi, credo, la vecchia pubblicità della Lega, e poi quello del Movimento 5 Stelle, la pubblicità sui pullman, e poi la domanda: populisti al capolinea? Dalle regionali esce rafforzato chi guarda al centro. Campi, quadro più chiaro, elettori vogliono stabilità. Ok, e lo chiederemo certo anche ai nostri politici tra pochissimo su queste frequenze. Intanto però io mi rituffo sul quotidiano La Verità, perché a pagina 13, oltre a dare ragione a Valditara, cosa che abbiamo fatto tutti noi e soprattutto voi ascoltatori ancora quest'oggi, ecco la piscina libera dagli uomini. Oh, allo studio questa volta a Cirie, in provincia di Torino, la proposta di trasformare l'impianto in un hammam in alcune fasce orarie. La discriminazione sessuale viene spacciata per inclusione. C'erano i precedenti, ma che integrazione, la piscina riservata alle donne con il velo e nuova sottomissione, la follia che era avvenuta a Figline Valdarno. Ma ancora altre notizie dal quotidiano La Verità, ne parliamo questa mattina alle 11:30, lo stop della Lombardia alla legge sul fine vita. Il Consiglio regionale ha bocciato la proposta di eutanasia libera promossa dai Cappato Boys, dal chiaro profilo incostituzionale. Sul tema, che ha enormi implicazioni etiche, può decidere solamente il Parlamento, come già sostenuto pure dalla Rossa Puglia. Dal quotidiano La Verità al quotidiano Libero, la prima pagina, i numeri e la propaganda. Giorgia smonta le balle su migranti e patriarcato. Il premier e le violenze sulle donne, l'immigrazione incide. I dati le danno ragione e sul voto
ogni tanto perdere fa bene. Questa è la frase più bella e più giusta. È vero, ogni tanto perdere fa bene. Intanto Putin che cambia le regole sul nucleare, Russia pronta a usare l'atomica. E la notizia di Landini che sciopera pure contro il Papa. Oggi si ferma la sanità, sabato i treni, tra 10 giorni mobilitazione generale, è iniziata la serie di stop al lavoro, la CGIL dice no ad accordi per salvare il giubileo. Vi segnalo all'interno l'articolo di Luca Beatrice, le sfide in yacht con Bertinotti, Venditti racconta bene il comunismo al caviale, con un grande saluto chiaramente a tutti i fan di Antonello Venditti, anche io l'ho passato e ripassato nelle radio dove ho lavorato, però se mi inviti a un suo concerto, anche no. Solo una segnalazione all'interno del quotidiano Libero, le sfide di Palazzo Chigi, tasse, giustizia e sicurezza, il governo deve accelerare, a prescindere dal voto in Umbria ed Emilia, bisogna far girare al massimo il motore delle riforme, senza ripiegarsi nella gestione dello status quo. Scrive quest'oggi Libero, ma un po' più in basso, Calderoli, l'autonomia non si ferma. Gazzarra delle opposizioni alla Camera dopo il pronunciamento della consulta. Michele Zaccardi ci racconta come la maggioranza ha bocciato la mozione della sinistra che chiedeva la sospensione delle intese con le regioni e i deputati hanno srotolato il tricolore. Conte attacca, progetto sciagurato. Qui Parlamento. Ma noi come ogni giorno ci colleghiamo proprio con il Parlamento per sentire dalla viva voce dei nostri rappresentanti che cosa accade. Beh, al Senato sta accadendo un qualcosa di molto importante, direi anche di storico. Siamo collegati con il senatore della Lega, Manfredi Potenti. Buongiorno. Buongiorno a te, Sami, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Belli caldi anche questa mattina e soprattutto l'argomento è bello caldo e preoccupa pure quelli che vanno in giro in macchina senza farsi troppi problemi per il rispetto delle regole. La riforma del codice della strada è ormai a un passo dal divenire legge. Quanto manca? Quando partirà? E naturalmente i punti secondo te che sono anche i più tosti, quelli che dovrebbero convincere magari qualcuno anche dei nostri ascoltatori che si prende troppe libertà alla guida di stare un po' più attento, anche perché c'è poi anche lo scoglio delle multe che aumentano da gennaio, non per colpa di questo governo, ma per un qualcosa di deciso già prima, l'adeguamento all'inflazione famoso. Raccontaci, Manfredi. Sì, allora buongiorno ancora. Il testo è questa mattina in aula per l'esame sugli emendamenti, ma dovrà essere una trattazione abbastanza stringata, come si dice, quindi in giornata noi contiamo di poter arrivare al voto finale ed avere finalmente la legge della riforma del codice della strada. Ricordo ieri la discussione generale nella quale sono intervenuto per conto del gruppo della Lega. Le novità più importanti di questo testo, ricordo, ne avevamo già discusso anche nel dettaglio, per sommi capi segnalo una delega al governo amplissima per riordinare e riammodernare tutto il complesso fondamentalmente, delle principali dei principali argomenti che riguardano tutto il sistema codicistico della strada, dalla cartellonistica agli stalli di sosta, a tutto il sistema dei punteggi, delle sanzioni, un ammodernamento generale, ma immediatamente in vigore saranno quelle norme tanto attese. Parliamo di riforme organiche ormai degli anni '80, quindi è una grande operazione voluta dal ministro Matteo Salvini, con la quale cerchiamo di non solo dare un segnale, ma rispondere alle gravissime serie di purtroppo tragedie che accadono sulle nostre strade tutti i giorni,
e vogliamo reprimere una serie di comportamenti che statisticamente sono quelli sui quali c'è un'incidenza maggiore della infortunistica stradale, quindi la guida in stato di ebbrezza e sotto l'uso sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Qui una grande semplificazione, perché da ora in poi le nostre forze di polizia, gli agenti accertatori non dovranno più, per quanto riguarda la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, dimostrare uno stato di alterazione psicofisica, ma si passerà in caso di sospetto a un test immediato e poi eventuali successive analisi che permetteranno di agevolare molto le contestazioni. In generale sì, c'è un inasprimento sia del cosiddetto ritiro patente, ma introduciamo anche una nuova, chiamiamola, sanzione intermedia, quella delle sospensioni brevi legate anche alla pregressa sofferenza di altre sanzioni, quindi il recidivo che si trovi sottoposto a un controllo per 9 sanzioni sconterà delle, chiamiamole, risposte sanzionatorie più rigide. E poi ricordo, interveniamo sulla materia tanto problematica dei cosiddetti monopattini che hanno invaso le nostre città con dei rischi per gli stessi utenti. È una nuova mobilità, non siamo contrari alle nuove tecnologie che consentano una mobilità urbana differenziata, ma dobbiamo garantire la sicurezza di chi si trova ad utilizzare questi mezzi e dei cittadini che circolano in generale sulle nostre strade e anche sui marciapiedi, data l'invasività di questi mezzi. Quindi introduciamo un obbligo di polizza, un obbligo del casco, segnalatori, un codice identificativo del veicolo e devo dire, insieme a questo, la sicurezza la fa da padrona anche sul fronte delle due ruote, perché su tutto quello che riguarda il veicolo, il velocipede, c'è tutta una grande cautela nel garantire, ad esempio in fase di sorpasso, delle distanze minime. Poi tutta la materia delle ciclabili, che abbiamo visto essere oggetto anche di interventi molto improvvisati nelle nostre città. Adesso andiamo a perfezionare dei criteri in base ai quali non si potrà più colorare di arancione un marciapiede giustificandolo come pista ciclabile. Scusa, stavo gioiendo, stavo facendo festa, perché questo era incredibile, ragazzi, che si colora il marciapiede, si fa la strisciolina per terra e quella è una pista ciclabile, non scherziamo. Una pista ciclabile, sì, venite per dire, nel mio comune a Rosignano anni fa si colorò un tratto di marciapiede di arancione per riuscire ad avere un contributo comunitario sulla mobilità urbana, e si trattò un marciapiede come fosse una pista ciclabile. Questo è un esempio fra i tanti, ma ne possiamo, e non solo, ci sono piste promiscue, piste che si intersecano con il trasporto pubblico locale. Noi vogliamo mettere in sicurezza i cittadini che decidano di fare uso della bicicletta e degli altri veicoli assimilabili, e quindi abbiamo affrontato con l'urgenza del caso questo argomento, ritenendolo immediatamente spendibile per essere in qualche modo tramutato in legge. Ci sarà poi un'ampia delega sulla quale invece il governo avrà un termine per fare degli interventi più mirati, ma sostanzialmente sarà un corpus normativo particolarmente integrabile. E soprattutto, io ieri ho citato il caso di Stefano Sanna, che è un giovane che morì purtroppo nel settembre del 2022, la cui madre abbiamo incontrato anche col ministro Matteo Salvini. Lì ci fu un incidente. Lui percorreva l'autopalio fra Siena e Firenze, in contromano trovò un disgraziato che aveva bevuto con un livello di tasso alcolemico 7 volte superiore al minimo di legge consentito, a quello che poi è il limite di legge, e purtroppo decedette in questo incidente. E da lì nasce per esempio un articolo, misure per contrastare il rischio della circolazione contromano, quindi si introdurranno anche delle tecnologie per evitare che nelle strade a doppia carreggiata sia possibile l'imbocco contromano, e quindi il Ministero potrà adottare delle caratteristiche, modalità e tempi di attuazione di queste misure preventive, per dire. Quindi sono delle norme che nascono purtroppo dall'esperienza concreta di tante situazioni
drammatiche. Quindi ieri ricordavo appunto questa mamma Sara che ci coinvolse da subito su questa tragedia. Tra l'altro, insomma, l'autore del fatto ha potuto beneficiare anche di un patteggiamento, quindi diciamo che insomma, ci sono delle situazioni su cui tutti i giorni qualcuno piange delle vittime e non si sa dove e non si sa quando, quindi è compito del legislatore, e qui ringrazio davvero il ministro Matteo Salvini che ha voluto fortemente portare avanti questa riforma. Noi oggi ci onoriamo di votargliela e siamo sicuri che da domani le strade italiane potranno iniziare a essere un po' più sicure. Ultimo appunto, noi ci occupiamo anche di sensibilizzazione e formazione scolastica, perché nella legge è consentita e sarà possibile anche all'interno delle scuole secondarie sviluppare una opera di formazione e sensibilizzazione per i giovani che devono percepire l'importanza di una condotta irreprensibile sulla strada per la sicurezza propria e degli altri. E questo penso che sia veramente un qualcosa di importantissimo, educare già da ragazzini i nostri figli. Io ringrazio il senatore della Lega, Manfredi Potenti, sempre gentilissimo, alla prossima. Grazie. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varina, ancora il buongiorno, sono le 8:54, una manciata di minuti e ci collegheremo anche con il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli con l'Italia da fare. Intanto però abbiamo da completare il giro dei quotidiani con Libero, perché all'interno a pagina 6 c'è un bell'articolo sui risultati elettorali regionali, chi parte bene e chi no a sinistra. Proietti canta Bella Ciao, De Pascale abbassa i toni. La presidente Umbra comincia da ruffapopolo e picchia duro sugli sconfitti. Il neogovernatore emiliano vuole incontrare il premier. Lavoriamo insieme. Sì, due tizi completamente diversi e questo maschio uomo, stiamo parlando di Michele De Pascale, chi piacicchia un po' di più, diciamo così, almeno al quotidiano Libero, e pare insomma che abbia anche delle cose su cui con il centrodestra non ci si litiga. Da acquistare sicuramente oggi il quotidiano Libero, anche per sapere che purtroppo Bandecchi resta senza consiglieri, niente effetto Scajola e a casa Bersani ancora una volta vince il centrodestra. Non era passata inosservata la foto pubblicata da Michele De Pascale alcuni giorni prima del voto, fianco a fianco con l'ex governatore dell'Emilia Romagna e segretario del PD Pierluigi Bersani. C'è chi è sostenuto da Bersani e chi da Vannacci, scriveva il neogovernatore una settimana fa. Se alla fine la vittoria è arrivata e anche in modo ampio, certo il sostegno di Bersani non è detto che sia stato così incisivo come sperato dall'ormai ex sindaco di Ravenna. A testimoniarlo è stato il grande successo del centrodestra guidato dalla candidata Elena Ugolini nella città di Bettola, piccolo paese in provincia di Piacenza che ha dato i natali a Pierluigi Bersani. Qui a casa del vecchio comunista il risultato è impietoso: 67,7 per Ugolini, 29,9 per De Pascale. Un risultato che diventa ancora più amaro per Bersani se pensiamo che il primo partito della sua città è Fratelli d'Italia, con oltre il 50% dei voti, 50,5 per l'esattezza. Insomma, un concittadino su due di Bersani ha votato per la Meloni. E il PD, i Dem a Bettola si sono fermati al 23,7, lontanissimi da centrodestra e Fratelli d'Italia. Dove lo conoscono non lo votano, si scherza ma mica poi troppo, e in effetti è stato riconosciuto che nella zona di Piacenza da parte del PD c'è ancora da lavorare. Facciamo in tempo a leggere anche il quotidiano Libero a pagina 9 che mette le mani avanti: chi vota nel 2025, ma non è l'unico, anche Repubblica ci ha dato del suo, dal Veneto alla Puglia i prossimi duelli, dalla Rossa Toscana ai feudi di De Luca e Zaia, si parte da 3-2 per la sinistra, oltre alla Valle d'Aosta autonomista. Insomma, Pietro Senaldi ci racconta il panorama del nostro futuro per noi che mangiamo pane e politica: e Campania, Veneto, Marche,
Puglia, Toscana e Valle d'Aosta. C'è veramente da divertirsi nel prossimo anno 2025, per fortuna non c'è fretta e soprattutto dobbiamo ancora pensare, non solo noi di centrodestra ma anche il centrosinistra, ai possibili candidati. Chiaramente, aggiungo io, bisogna pensare anche al possibile candidato di Milano. E cosa dite? E qui, visto che mancano 2 minuti, mi inviate WhatsApp al 340 6709 659. Da adesso in poi leggo i WhatsApp che riguardano questa domanda. 340 6709 659. Gliela facciamo la domanda sul sindaco di Milano al sottosegretario di Stato Alessandro Morelli? Che ne pensa? No, perché adesso, visto che la Moratti è stata detta da una parte e dall'altra parte lupo de lupi, come si scherza, ma ragazzi è veramente in gamba tosta, soprattutto rappresenta un centro che a quanto pare è tornato di moda come non mai. A questo punto la Lega che cosa dice? 340 6709 659. Qual è la vostra proposta per il sindaco di Milano? Sì, non si va subito alle urne questo weekend, però bisogna cominciare a pensarci. 340 6709 659 per commentare quanto vi sto chiedendo tra pochissimo con Alessandro Morelli. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Si chiama Alberto Urso, la vittoria ad Amici nel 2019, voce potente del panorama pop lirico con 150 concerti tra Stati Uniti e Canada. Wow! Atlantide, la nuova canzone di Alberto Urso. Va ora in onda L'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. E ben ritrovato al sottosegretario di Stato Alessandro Morelli, buongiorno.
Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ci sei mancato, ci sei mancato in queste settimane, tantissimi gli impegni anche internazionali e tante cose che sono cambiate. Io ti dico subito, visto che lo sai, io ci tengo al collegamento con i nostri ascoltatori e stanno arrivando tantissimi WhatsApp al 340 6709 659 con tutti i cambiamenti che ci sono stati in questi giorni, ma la paura più forte in questo momento, e per fortuna qualche quotidiano la mette in prima pagina, l'atomica, la bomba atomica. Troppa gente comincia ad avere un forte timore che succeda qualche cosa di molto grave sul fronte guerra, in questo caso Russia-Ucraina, ma non soltanto. E la domanda che qualcuno ci fa, sai, e ci sono quelli che poi sono più anche arguti e ci chiedono: l'atomica non è che ce la stiamo meritando? Punto di domanda. Sì, è una domanda un po' troppo potente, però effettivamente che cosa sta succedendo? Qualcuno dice anche ma non è che Biden sta facendo l'ultimo sgambetto a colui che invece ha vinto le elezioni, e a Trump, ed è uno sgambetto mortale per moltissima gente che vive quasi a ridosso della Russia, dell'Ucraina. Alessandro Morelli. Beh, chiaramente il cambio si vedrà, questa escalation che almeno dal fronte delle dichiarazioni appare abbastanza evidente, e grazie Sammy per segnalarci sempre, riportarci alla realtà di quello che i nostri concittadini, i nostri ascoltatori ci segnalano come appunto questioni di altissima, sulle quali c'è altissima sensibilità. Mi fa pensare che appunto il cambio di presidenza si noterà ancora di più. Io auspico logicamente, come tutti, che queste siano dichiarazioni. Certo la presa di posizione degli Stati Uniti negli ultimi giorni, cioè la possibilità data a Kiev di bombardare direttamente la Russia con dei missili molto efficaci dal punto di vista dell'attacco e della distruzione, è sicuramente un'escalation molto grave da parte degli Stati Uniti, e la reazione russa, diciamo che era abbastanza sospettabile, quantomeno. Detto tutto questo, l'auspicio è che appunto attraverso la presidenza di Trump, non solo dal punto di vista mediatico, comunicativo, si veda una sostanziale differenza, netta differenza con l'impostazione Biden, ma che dalle parole si passi ai fatti, e che quindi le dichiarazioni di Trump nella sostanziale ricerca di una pace duratura in Europa, perché di questo stiamo parlando, oltre che della partita del Medio Oriente, diventi realtà nel più breve tempo possibile. E noi naturalmente siamo qui a ascoltare soprattutto il popolo che ci sente, che ha scelto Radio Libertà come una controinformazione efficacissima. 340 6709 659 per chi vuole fare una domanda al sottosegretario Alessandro Morelli. E sì, molti mi tirano in ballo Milano, e perché no anche l'ultima indagine. Partiamo da questa: come si vive a Milano? Milano è sempre al primo posto, ma guarda, 2 mesi fa l'indice della criminalità la metteva al primo posto della Gotham City d'Italia, è proprio Milano. Adesso guarda un po' l'indagine sulla qualità della vita, e Milano è sempre prima. Com'è possibile questa cosa? Ma soprattutto, Alessandro Morelli, tu che a Milano, insomma, c'hai un bel connubio. Come si vive a Milano? Beh, guarda, si vive in un modo tale che, per darti l'esempio più lampante e più classico che io possa fare, è che sono andato a vivere fuori Milano. Quindi il dato con la mia famiglia, sei fuggito, figli, è mia vero. moglie, non potendo vivere tutti i giorni a Milano per il lavoro che faccio, la mia scelta è stata quella purtroppo di lasciare la mia città, seppur di pochissimi chilometri. Questo perché? Perché sicuramente la città e le grandi città in generale stanno offrendo grandi opportunità
a chi se le può strapermettere e lasciando indietro parti del resto delle città. Tu mi potrai rispondere, sì, però dal punto di vista elettorale questa dicotomia non si nota, perché alla fine, soprattutto nelle grandi città, chi vince dal punto di vista politico è chi noi riteniamo essere responsabile di questa estreme diseguaglianze sociali, economiche, culturali. Vero, c'è da dire che purtroppo oramai nelle grandi città sicuramente determinate elite guidano anche le classi di dirigenza amministrativa che gli stessi comuni amministrano, e quindi è estremamente complicato fare una dicotomia. Se appunto alla tua domanda io posso rispondere, certo, Milano rispetto a Roma, rispetto ad altre grandi città del paese è molto più efficiente dal punto di vista dei servizi pubblici e quant'altro, ma indubbiamente il problema criminalità, che c'è anche sicuramente in altre città, è gravissimo perché è sempre più diffuso. Questo è il dato di fatto. Cioè, quando io ero un ragazzino, Sammy, sapevo perfettamente quali erano le zone più o meno da evitare, dove comunque ci potrebbe essere stato qualche piccolo rischio dal punto di vista della sicurezza. Oggi questa realtà i giovani di oggi non ce l'hanno, perché questa disponibilità non ce l'hanno, perché appunto l'insicurezza, il degrado è assolutamente maggiormente diffuso. Perché parliamo di Milano? Perché io faccio questo esempio abbastanza spesso. Milano deve essere presa non perché stai interloquendo con un milanese e quindi con una questione di decore per cui io devo ragionare della mia città, ma perché Milano è come in questo caso deve essere presa come il sasso lanciato nello stagno. Quando tiri un sasso nello stagno i cerchi si allargano sempre di più e colpiscono tutto lo stagno, esattamente come sta avvenendo, per cui oggi c'è Milano, ci sono comunque le grandi città, questi cerchi si allargano sempre di più verso prima le periferie, poi la provincia e sempre più per tutto il paese. Parliamo di Milano e chissà perché mi è venuta in mente una frase che urlavamo parecchio tempo fa: Milano capitale, ma la urliamo ancora adesso perché in effetti poi se guardi i sondaggi effettivamente Milano lo è, la capitale di un nord che però fa sempre più fatica a trainare il treno italiano e anche di tanta povertà che purtroppo abbiamo visto, ci sono delle sacche importantissime proprio qui al nord. Però la domanda che ti volevo fare è diversa e non lo so se oggi riesco a fare agenzia, però gli ascoltatori al 340 6709 659 mi stanno facendo saltare il computer perché chiedono notizie proprio su Milano, o meglio che cosa si muove, visto che oggi vari quotidiani parlano delle prossime elezioni regionali in varie zone d'Italia importantissime. Qui su Milano non andiamo a votare proprio il prossimo weekend, però bisogna cominciare a mettere sul tavolo dei nomi e abbiamo visto già dei nomi ballare, un cognome Moratti e un altro cognome Lupi, e però non sono stati scelti dalla Lega questi cognomi. Beh, non sono stati scelti neanche dai milanesi negli ultimi anni, quindi vedremo. Chiaramente manca ancora del tempo, giustamente come dicevi tu, manca tempo. Questa volta ben venga che già si facciano dei nomi con largo anticipo, perché almeno eviteremo il problema della precedente sessione di elezioni comunali, dove purtroppo c'è stato diciamo un candidato che sicuramente non ha, visti i risultati, non ha scatenato le folle. Dall'altra parte è evidente che la Lega avrà un peso sia perché siamo un partito storico della città, sia perché comunque in Regione Lombardia governiamo. Detto questo, però, con grande attenzione dobbiamo guardare a un aspetto. Tu dicevi giustamente, sempre più si fa fatica, anche le città che sono sempre state locomotiva del paese iniziano ad arrancare,
e uno degli strumenti che la Lega e il governo hanno individuato per dare un contributo vero a queste città che non devono lasciare indietro gli altri, ma devono essere, come dicevamo, locomotiva per tutto il paese, è proprio lo strumento dell'autonomia. Con maggiore autonomia la regione Lombardia tutta, le regioni che chiederanno l'autonomia potranno chiaramente non solo avere diciamo delle possibilità maggiori di spendere meglio i fondi che hanno a disposizione, ma evidentemente potranno mettere in atto delle politiche che potranno liberare dal gioco delle regole attuali amministrazioni locali che invece sono in grado di gestire meglio i loro servizi pubblici, dare al meglio fruttare al meglio i loro investimenti e quant'altro. Proprio oggi passerà, scusate, alla Camera il Salva Milano, che è una norma fondamentale. Oggi ci sarà l'approvazione definitiva in Commissione Ambiente e Infrastrutture, domani ci sarà l'approvazione definitiva in seno all'Aula della Camera dei Deputati, poi passerà al Senato, ma i tempi saranno brevissimi. Norma che ho seguito personalmente, che è una delle chiavi, per esempio, di grande vittoria della città e delle città, e cioè la possibilità di liberalizzare il settore urbanistico immobiliare, cosa sulla quale i signori del no, anche in questi giorni in sede parlamentare, continuano a cercare di mettere delle zavorre, ma dall'altra parte, questa è storia, Sammy, quindi è incontrovertibile quello che sto per dire, il processo di liberalizzazione che appunto ha permesso di sviluppare la città di Milano in questo caso, perché le norme, le direttive sono sempre state direttive amministrative del comune e della regione, sulle quali poi ci sono state dei problemi dal punto di vista interpretativo da parte della Procura di Milano. Questa liberalizzazione ha portato a un sostanziale cambio intanto del volto della città, e ben venga. Io sono orgoglioso di dare al mondo una città nella quale ci sono delle opere di fatto eccezionali, penso al Bosco Verticale, penso ad altre realtà edilizie eccezionali a livello mondiale, ma da un altro punto di vista anche uno sviluppo immobiliare che ha permesso di avere agli stessi cittadini milanesi una maggiore ricchezza. Milano, come sappiamo, è una delle poche città nelle quali il mattone continua a crescere, e uno mi dice, ma così la città diventa una città delle elite ancora di più rispetto ad oggi, ed è proprio questo invece l'intervento che noi peraltro imputiamo al sindaco del PD, che sostanzialmente non è stato fatto, e cioè una grande città, seppur molto piccola dal punto di vista proprio del perimetro, deve avere maggiori possibilità di allargarsi, e per allargarsi io intendo che l'Interland della città di Milano dovrà essere esattamente come per le altre città, che mi auguro possano avere la stessa crescita dal punto di vista sia urbanistico che economico e quindi anche sociale. Allargare la città, dicevo, significa il fatto che l'Interland di Milano possano essere altre città che oggi vengono viste come grandi città, Monza, Bergamo, dove peraltro il governo e il ministro Salvini sta facendo degli importantissimi investimenti per permettere maggiori collegamenti proprio con il capoluogo lombardo. La Lega nel 2018 ha permesso, attraverso un emendamento, di realizzare con 900 milioni di euro la metropolitana fino a Monza, quindi Milano-Monza, il prolungamento della M5. Questo purtroppo non si è ancora verificato, nel senso che non sono ancora partiti i lavori dal 2018, attenzione, e questo è causa delle amministrazioni locali. L'auspicio chiaramente che il PD lasci il governo della città alle prossime elezioni comunali. Il quadruplicamento della ferrovia tra Milano e Genova permetterà
di raggiungere entrambe le città, logicamente, di avere un rapporto diretto con una sola ora tra Milano e Genova. Questo significa che non solo per i milanesi ci sarà a disposizione il mare, ma che questa la mettiamo come battuta, ma che le tre principali città del nord-ovest, cioè Genova, Torino e Milano, saranno tutte quante collegate ad un'ora di distanza l'una dall'altra. Questa è chiaramente una grande opportunità di quell'allargamento a cui facevo riferimento. Bello, bello, bello. Sotto traccia, signori, lo avete capito benissimo, quella che ha fatto Alessandro Morelli è una bellissima dichiarazione d'amore per Milano e per la Lombardia e per il nord da parte sua e da parte della Lega. Un'attenzione importantissima alle città del nord, molte di queste purtroppo amministrate ancora dal centro-sinistra, ma molta gente veramente alza la testa e dice basta, basta, basta. E molta gente, Alessandro, mi sta scrivendo come potrebbero convincerti a trasferirti di nuovo a Milano, e la domanda è intrinseca. Beh, chiaramente nessuno mi deve convincere, io sono per la mia città, sono sempre a disposizione. Per quanto riguarda la Lega e il Nord in generale, ti devo sottolineare che se iniziassi adesso, per la mia esperienza parlamentare prima, poi al governo come vice ministro dei trasporti e adesso qui a Palazzo Chigi, ti potrei fare un lunghissimo elenco. Io ti cito solo 4-5 cose. La prima chiaramente sono le Olimpiadi invernali Milano-Cortina, che sono un merito solo della Lega, perché diamo anche lo spunto del perché ci sono queste realtà e del perché è solo grazie alla Lega. Devo ricordare che nel 2018, quando noi proponemmo questa ipotesi, che allora era solo un'ipotesi, questa vera e propria scommessa, c'era il governo giallo-verde e la componente gialla, cioè i 5 Stelle, erano assolutamente contrari. Vi ricorderete che a Roma la Raggi impedì l'arrivo di importanti manifestazioni sportive internazionali che in generale sono contro tutto. Beh, grazie a Fontana e a Zaia, presidenti delle regioni Lombardia e Veneto, che misero il primo chip economico attraverso una garanzia di 300 milioni di euro, si poté iniziare quel percorso che poi è stato definitivamente vinto nel 2019. E questo è il primo punto che porterà oltre 2 miliardi di investimenti in infrastrutture, chiaramente una nuova visione internazionale delle aree del nord, Milano, Livigno, Bormio, Cortina, cambiandone il volto, facendo diventare queste città, questi siti sciistici e montani come delle vere e proprie capitali degli sport invernali a livello mondiale. Poi c'è la diga foranea di Genova, 1 miliardo e 200 milioni di investimento che di fatto realizzerà un porto di caratura mondiale che permetterà a Genova di essere un porto esattamente al pari dei grandi porti internazionali, quindi l'arrivo delle mega navi con i container da tutto il mondo, in particolare in questo periodo dall'estremo oriente, ma attenzione con una serie di opere che sono adesso connesse, e quindi il quadruplicamento verso Milano, ma in realtà verso la Svizzera, verso il centro dell'Europa, il retroporto ad Alessandria, il terzo valico dei Giovi. Tutto questo permetterà uno sviluppo del porto di Genova che diventerà un hub mondiale per quanto riguarda appunto l'arrivo delle merci e delle materie prime, la loro manifattura nell'ambito dell'industria del nord-ovest e del nord Italia, e poi la ripartenza dei prodotti verso il resto del mondo, oltre chiaramente all'arrivo di prodotti destinati al centro dell'Europa. Il completamento dell'alta velocità lungo l'asse Torino Brennero, perché dobbiamo ricordarci che la TAV non è Torino-Lione,
La TAV parte da Lisbona e finisce a Kiev, e il passaggio chiaramente è tutto attraverso il nord Italia. Proprio l'anno scorso, attraverso una delibera del Dipartimento che mi onora qui di rappresentare, abbiamo investito 2 miliardi e 200 milioni per l'attraversamento dell'alta velocità della città di Vicenza. E anche questo è stato un grandissimo passo che chiaramente è merito dell'attuale governo, in particolare del ministro Salvini. I collegamenti ferroviari degli aeroporti, di alcuni aeroporti del nord, perché se noi lo dicessimo in giro per il mondo, se arrivasse adesso un marziano che guardasse i numeri e la caratura internazionale di alcune nostre città, penso a Venezia in primis, oppure al terzo aeroporto di Milano, cioè l'aeroporto di Bergamo, e se qualcuno a questo marziano dicesse: ma lo sai che questi aeroporti, seppur abbastanza vicini alle città di riferimento, o addirittura, come in questo caso, alle principali infrastrutture ferroviarie, non hanno ancora un collegamento ferroviario, quello ci prenderebbe per matti e riderebbe. Invece, grazie all'opera che avevamo svolto prima, appunto in altre posizioni, oggi con il ministro Salvini, l'aeroporto di Venezia e l'aeroporto di Bergamo avranno dei collegamenti ferroviari che permetteranno ai nostri concittadini che desiderano partire, ma a tantissimi turisti che arrivano nelle nostre città, di avere un collegamento comodo, rapido con queste città. Questi sono solo alcuni, pochissimi degli esempi che potrei farti, ce ne sono, come puoi immaginare, molti altri. Il Colle di Tenda, sul quale stiamo lavorando oramai da oltre 2 anni per la riapertura, con grosse, difficoltà, più di rapporti che altro con i colleghi francesi, perché logicamente il Colle di Tenda è una delle infrastrutture che collega l'Italia alla Francia nella provincia di Cuneo, sulla quale purtroppo dal lato francese ci sono stati grossissimi problemi, ci sono stati anche dal lato italiano, ma in Italia li abbiamo risolti. Diciamo che i francesi hanno forse meno interessi ad aprire un collegamento che permette di fatto l'arrivo di molti francesi verso il lato italiano, soprattutto sul fronte turistico. Ma come ti dicevo, ci sono tantissime altre opere, iniziative, idee che oggi stiamo mettendo in pratica. Per l'industria del nord, per esempio, un'altra delle iniziative sulle quali stiamo lavorando alacremente, che mi auguro veramente di riuscire a portare a termine entro l'anno, è finalmente di mettere in campo una serie di normative che permetteranno, e questo è il nostro auspicio, la realizzazione dei piccoli reattori nucleari, perché questo significa una sostanziale svolta per l'industria, per le aziende del nord, perché di questo stiamo parlando, che chiaramente oggi vivono un gap competitivo con i concorrenti internazionali che è spaventosamente difficoltoso a causa dei costi, degli altissimi costi dell'energia. Quindi tu pensa, Sammy, noi abbiamo dal punto di vista della burocrazia problemi, dal punto di vista della competitività legata ai costi energetici gravissimi problemi. Tu pensa all'industria del nord, che oggi malgrado tutto è la migliore industria del mondo, che cosa sarà in grado di fare quando appunto attraverso le liberalizzazioni che stiamo facendo e mettendo in atto, e attraverso chiaramente la contribuzione, per esempio con le centrali nucleari, ma questo è solo un auspicio, perché chiaramente le centrali non danno una soluzione al problema nell'arco dei prossimi 2, 3, 5 anni, ma ce ne vorranno almeno 10 per la realizzazione della prima centrale. Ma se noi non iniziamo a mettere la prima pietra e adesso a fare la prima legge, chiaramente la risoluzione di questo problema non ci sarà mai. Capite, ascoltatori, la fatica di una certa politica a superare i no. E ad esempio a Milano Beppe Sala ha detto no al nucleare. Eccolo, appunto, e questo è un tema molto, molto interessante, cioè, che dimostra il provincialismo di molti di questi esponenti che si ammantano di una aurea internazionale, ma che in realtà sono estremamente provinciali. Mi ricordo Sala quando esultò per il raggiungimento e ottenimento delle Olimpiadi, ma devo sottolineare che il Comune di Milano non ha dovuto impegnarsi praticamente per nulla
di fronte a questa grandiosa opportunità, che ribadisco è solo merito di Fontana, di Zaia e della Lega, che a livello parlamentare e governativo aveva fatto la sua battaglia in quella maggioranza di allora. Peraltro abbiamo fatto un ragionamento molto ampio, ma ti devo sottolineare come la Lega anche in questa fase, per quanto riguarda la manovra economica, sia impegnata a dare un sostegno non solo a interi settori, allo sviluppo in generale di visione del paese con queste infrastrutture che ti ho citato. Alcune sono la cui realizzazione è sicuramente più rapida, i collegamenti agli aeroporti a cui facevo riferimento, gli altri sicuramente con tempi molto più lunghi, semplicemente per una questione organizzativa e realizzativa. Ma la Lega adesso sta lavorando per emendare la legge di bilancio e, per esempio, allargare la flat tax ai dipendenti fino a 50.000 euro. Ricordo che oggi per le partite IVA è 85.000 euro, noi l'auspicio è che per i dipendenti si possa arrivare a 50.000 euro. Questo cosa permetterà? Permetterà sostanzialmente innanzitutto di avere un rapporto con il fisco che non è mai amico, ma un rapporto chiaro con il fisco, che secondo me è la cosa più importante in assoluto, cioè sapere che si dovranno e si devono pagare determinate tasse sulla base di un determinato reddito. E questo, dal mio punto di vista, è già un atto rivoluzionario in questo paese. Dall'altra parte si permetterà a molte persone che oggi magari hanno un secondo lavoro e purtroppo lo fanno in nero, di poter andare in bianco senza dover essere tartassati per quanto riguarda appunto il livello di tassazione, ma togliendo ogni possibile rischio di confronti, sono diplomatico, con l'Agenzia delle Entrate. Signori, abbiamo chiuso con la trasmissione di Alessandro Morelli, ma potremmo andare avanti per ore perché sono decine e decine WhatsApp arrivati che ti salutano, che ti fanno i complimenti, chi ti vuole di più a Milano, chi ti vuole a Roma perché si sta lavorando bene, c'è questa divisione, te la segnalo. Per il momento qua ci fermiamo, non posso che ringraziarti di questa mezz'ora passata insieme. Grazie a te Sammy e buon ascolto a tutti i nostri amici. Grazie ad Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato, grazie a tutti voi per l'incredibile apporto che ci date. WhatsApp ve li leggo ancora più avanti, dalle 11 a mezzogiorno sarò nuovamente in diretta con voi, tra pochissimo l'editoriale di Sallusti, poi arriva Giulio Cainarca con gli scorretti, ci sentiamo alle 11. Avete ascoltato l'Italia.